La mostra parte dall'età paleolitica, attraversa tutte le altre fasi per arrivare fino al mondo romano, alla sua organizzazione, ma in realtà questa mostra contiene un'allegoria perché nel parlare del mondo antico ci offre gli strumenti per interpretare anche il presente. Come diceva il grande antropologo francese Claude Lévi-Strauss, in fin dei conti un uomo che va a giocare in borsa a New York non è troppo dissimile come strutture comportamentali dall'antico primitivo che entrava nella foresta per andare a caccia. E la realtà è che gli studi archeologici ci offrono uno spaccato di come si è formata la nostra civiltà attraverso la conquista dei mezzi tecnici. Oggi però quella conquista è cresciuta esponenzialmente e c'è il rischio che ci sia un'inversione fra mezzi e fini e che i mezzi diventino i nuovi fini per i quali si sta lavorando, per i quali sta operando l'industria di massa. Con la dottoressa Benedetta Prosdocimi della Soprintendenza della Regione Veneto, ecco, in questa mostra siamo riusciti a valorizzare i reperti archeologici del territorio di Montebelluna inserendoli in quello che è il tema della mostra. Certo, per la sovrintendenza è stato importante, diciamo, avere un'occasione per restituire in qualche modo ai cittadini di Montebelluna quello che si trova nel loro territorio nel corso di scavi che delle volte hanno anche un impatto sulla vita dei cittadini. Qui ci troviamo davanti a che reperti, per esempio? Sono reperti che vengono da una zona di sepolture del IX secolo a.C. più o meno di via Nazario Sauro, che sono esposte per la prima volta. Abbiamo proprio con questa, diciamo, occasione avuto l'opportunità di mostrare cose che sono ancora in gran parte inedite. Abbiamo anche cercato appunto di renderle, diciamo, in qualche modo comprensibili, non esporre semplicemente degli oggetti, ma attraverso la pannellistica, ma anche le ricostruzioni reali e virtuali, di rendere più accessibile anche ai non specialisti della materia a cosa servivano questi oggetti e come erano, diciamo, inseriti nella vita quotidiana degli antichi abitanti di Montebelluna. E come diceva lei, è molto interessante questa ricostruzione che avete fatto, perché ai reperti storici presenti nelle varie teche avete affiancato questa ricostruzione che rende ancora più chiaro il tutto. Esattamente, visto che i reperti, soprattutto quelli che vengono da zone di abitato come quelli che vedete in questa vetrina, sono spesso molto frammentari e quindi difficili da interpretare se non per gli studiosi. E proprio per questo si è fatta la scelta di ricostruire in qualche modo un pezzo dell'ambiente che è stato scavato con repliche degli oggetti che voi vedete in vetrina. Con Emanuela Gilli, conservatrice archeologa per il Museo di Montebelluna. Ecco, questa mostra ha una commistione, come anche il Museo di Montebelluna, fra la parte naturalistica e quella dell'archeologia. E che cosa puntate di fare per permettere alle persone di riflettere su quelle che sono le problematiche attuali scavando nel passato? Allora, come sì, il nostro stile espositivo, cerchiamo di far parlare gli oggetti messi in dialogo con elementi quotidiani, contemporanei, che chiunque, qualsiasi visitatore possa riconoscere, e studiati in modo da agganciarsi alle tematiche che noi vogliamo rappresentare e che tematiche che già gli oggetti anche migliaia di anni fa, che appartenevano a persone e a società, rappresentano. Questa mostra punterà anche su una sorta di provocazione anche per le giovani generazioni che verranno a visitarvi. Sì, perché noi vogliamo muovere un po' l'attenzione, le coscienze e far riflettere, cioè far capire soprattutto come anche l'archeologia può veramente essere molto vicina e aiutare a riflettere su di noi e anche imparare magari a evitare sbagli del passato oppure mantenere le cose giuste che nella nostra lunga storia da Sapiens abbiamo fatto. Con il dottor Giorgio Vaccari, che cura la parte naturalistica di questo museo e di questa mostra. In che sezione ci troviamo? Siamo nell'ultima sezione della mostra Sapiens, quella dedicata a diciamo, il cyborg. Cyborg è attualmente un individuo che ha all'interno una protesi, che può essere un impianto dentale o una protesi all'anca, oppure un braccio bionico piantato nel 2019, molto recente, come è successo in Svezia, una mano bionica permanente con elettrodi e che promuove la sensibilità tattile della mano. Il tutto coordinato dall'Istituto di Biorobotica di Pisa.
E perché in questo caso avete abbinato il lupo con questa figura, diciamo, questo ologramma di cyborg? Perché il cyborg parte dalla necessità di migliorare un difetto o di potenziare una attività, una capacità. Anticamente avevamo delle strumentazioni animali, possiamo dire, quindi sembra che alcuni studi molto recenti evidenzino che la domesticazione del lupo, che poi ha portato al cane, sia cominciata forse anche qui in Italia 24-25 mila anni fa, e il lupo, attualmente i nostri cani, sono degli esseri viventi che ci servono non soltanto per diletto ma anche per svolgere dei compiti. Da questa parte invece vediamo i primi computer, ovviamente, che venivano utilizzati anche nel comune di Montebelluna, negli uffici comunali, e anche questa è un'ulteriore provocazione per far capire invece quella che è l'evoluzione che c'è stata poi in pochissimo tempo. Esatto, i tempi dell'evoluzione tecnologica sono assolutamente accelerati rispetto ai tempi dell'evoluzione biologica. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione di questi sviluppi straordinari. In questa vetrina, come diceva lei, appunto, abbiamo messo una macchina da scrivere, la cui tastiera, disposizione dei tasti nella tastiera, è una tecnosoluzione vincente che nell'evoluzione tecnologica continua a funzionare, per cui è 147 anni che anche nei più moderni tablet utilizziamo la tastiera QWERTY. E poi, per dare risalto anche ai nostri depositi dal punto di vista tecnologico, ecco un Macintosh del 1986, uno dei primi utilizzati al museo. E poi la vera rivoluzione che fa di noi un uomo tecnologico iperconnesso, nel 2007 esce questo telefono che non soltanto ha 3 funzioni nello stesso oggetto, quindi a poter ascoltare musica, poter telefonare, ma soprattutto poter connettersi con il mondo. Con Deborah Varaschin, assessore alla cultura e al turismo del comune di Montebelluna, l'offerta museale e culturale del vostro comune è sempre più importante e questo è un nuovo arricchimento. Assolutamente sì, questa mostra è stata voluta e sentita proprio per dare lustro a quello che è la nostra storia del nostro territorio, con dei reperti inediti che sono nei nostri magazzini e reperti che arrivano anche da altre città e altre università molto importanti. Con questa mostra si arricchisce l'offerta, al MEIVE c'è in questo momento fino a giugno anche la mostra di Edison, che completa tutto un percorso dedicato appunto a quel periodo dedicato alla Prima Guerra Mondiale. Ora questo è un percorso diverso, ma che tutto sommato si intrisca con l'altro, che parte appunto dal cacciatore al cyborg, con una linea conduttrice che ci porta poi a tutti gli avvenimenti che sono intercorsi nella storia. Museo civico è un museo importante, un museo che vede moltissimi spettatori a livello provinciale e non solo, il MEVE che sta andando molto bene, e quindi noi siamo soddisfatti della nostra proposta museale e culturale a Montebelluna.